Beh, diciamo che la partita non è iniziata nel migliore dei modi, quantomeno dal punto di vista dell'atteggiamento dei miei giocatori, perché sono entrati in campo e sin da subito, vedendo l'espulsione del portiere del San Fratello, si sono cullati troppo. Hanno preso sotto gamba la partita, hanno sottovalutato gli avversari che invece sono una squadra che ci mette il cuore, l'anima e hanno lottato fino all'ultimo secondo. Poi abbiamo ribaltato la partita e anche lì, sempre in superiorità numerica, è mancato quell'atteggiamento che ci vuole in questo genere di partite, quell'esperienza che manca nell'ambito della compagine del Villarosa, perché in quel caso sì, bisogna gestire, ma bisogna mettere al sicuro il risultato, ed invece, così come accade nella legge del calcio, sciupi 6-7 chiare occasioni da gol e poi all'ultimo minuto subisci quel gol che va a far sì che il San Fratello pareggia la partita e che ti lascia un po' di amaro in bocca. Quindi un plauso al San Fratello e spero che serva da lezione ai miei e li faccia riflettere e cercheremo di tutti insieme di analizzare questa partita, questo risultato per far tesoro degli errori. In primis, ripeto, errori di atteggiamento, perché nell'ambito del gioco a tratti abbiamo imposto le nostre giocate come si è soliti fare. Se sono mancati i gol, nel calcio vince chi segna più gol. Ne abbiamo fatti due noi, due loro, alla fine è andata così. Sappiamo che la Castelluccese è una squadra che nel loro fortino diciamo si destreggiano ancora meglio. È un campo molto difficile, però noi di contro, diciamo, al di là della mentalità, non soffriamo il fuori casa, e infatti diciamo nell'ambito della classifica generale abbiamo dei risultati fuori casa che uguagliano quelli in casa, quindi fondamentalmente diciamo andremo lì e andremo a giocare. E innanzitutto c'è troppo rammarico perché sì, vincevamo 2-1, però dovevamo chiudere la partita appena siamo entrati al secondo tempo. Abbiamo avuto delle occasioni, pali, davanti alla porta, non centriamo la porta, nonostante loro hanno avuto questo problema del portiere al primo tempo. Sì, c'è rammarico perché la vittoria di oggi ci portava a prendere 2 posizioni in più in classifica e stare, diciamo, più tranquilli. Però il calcio è questo, loro hanno giocato una bellissima partita e questo però ci ha penalizzato alla fine, perché forse eravamo sicuri di vincerla, non lo so, però sono cose che succedono nel calcio. Sicuramente ha penalizzato anche noi, perché forse era lì abbiamo capito, vabbè, la partita si vince, ma nel calcio, come vediamo tutti i giorni, non è così. Se non giochi, non crei, nonostante la superiorità numerica, loro hanno il problema del portiere, ma se non tiri non vai gol. Loro erano chiusi bene, abbiamo fatto vari tiri, infatti sono usciti 2 gol da fuori area. Al secondo tempo anche abbiamo iniziato subito per poterle chiudere, abbiamo fatto dei tiri ma non abbiamo centrato lo specchio alla porta, infatti il loro portiere non ha fatto parata, a parte una sul nostro attaccante, una bellissima parata tra l'altro, che lì potevamo chiudere la partita. Ci abbiamo provato, grinta da subito, non perdere la concentrazione e fare bene 90-100 minuti quello che è.